Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel vostro canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, oggi iniziamo a raccontarvi, da come avete visto il titolo da mascherina, chi governa l'eterico governa il mondo. Questa è una storia un po' così di fantasia, perché voi sapete che il vostro Marietto le racconta sempre di fantasia, le storie, ed è una storia che ho sentito più o meno quando io avevo 26 anni, che mi ha raccontato un mio amico al bar. Il mio amico al bar si chiamava Dante. Insomma, bisogna sempre prendere un po' sottotono le cose che raccontava il Dante, però io, lo sapete, sono un tipo che ci credo alle favole e l'ho ascoltato. Quindi adesso ve la racconto. Più o meno racconto anche un po' come è successo che ho incontrato il Dante. Il Dante io l'ho incontrato al bar, no? Eravamo al bar della pace del mio paese, in un bar, adesso non so se esiste più, io avevo 26 anni, entra il Dante e mi dice: ma sai cosa mi è successo? Io dico: no Dante, cosa ti è successo? E l'altro giorno, mentre dormivo, come dormivi? Eh sì, perché prima di tutto vi devo dire anche una cosa: il Dante in quel periodo lì lavorava in un settore delle pulizie dentro la casa dei sogni, questa fabbrica dei sogni di cui vi ho parlato, che lavorava ed era vice direttore anche il mio ex padrone di casa. E quindi il Dante lavorava lì come uomo delle pulizie e lavorava dalle 6 di mattina alle 1 di pomeriggio. E quindi cosa succede? Succede che lui a 1 di pomeriggio andava a casa, era andato ad abitare lontano dal paese, in un'altra città, e finito il lavoro lui correva a casa in macchina e andava a dormire, no? Perché si svegliava presto la mattina alle 5 per poter andare a lavorare. E io cosa faccio? Incontro il Dante un giorno che lui non lavorava e mi dice: ma sai cosa mi è successo? E io: no Dante, cosa ti è successo? Ma sai che io ho tanti di quei problemi legali, non capisco mai perché vado sempre in magistratura a litigare a sinistra con gente che mi denuncia per cose che io faccio e non faccio, cioè loro dicono che io faccio ma io non ho mai fatto, no? E quindi sono sempre a litigare a destra e a sinistra, no? Ma l'altro giorno è successa una cosa stranissima. Io dico: te Dante, racconta, io sono qui con le orecchie aperte come il topo Gigio. E lui cosa fa il Dante? Mi racconta che arriva a casa alla 1 di pomeriggio. E devo dire una cosa: il Dante si era licenziato, voleva andarsene via da quella fabbrica di sogni. Il problema cos'era? Il problema è che questo gruppo che gli era sul fiato, sul collo al Dante, non voleva farlo andare via. E quindi aveva pagato delle persone per fargli un po' di problemucci, tipo andare dai carabinieri a dire cose che lui non aveva fatto, e lui si era un po' stancato e voleva andarsene via. E praticamente era l'ultimo mese di lavoro. Ma cosa è successo? Lui va a casa, si addormenta, perché il giorno dopo avrebbe dovuto avere un processo. Cioè, più che un processo era che doveva andare in magistratura a... non so, c'era qualcuno dove lavorava lui che aveva fatto una causa, intentato una causa, creato dei problemi con questo Dante, no? Allora lui va a casa a dormire, rilassarsi verso la 1, è arrivato a casa verso l'1:30, e mentre sta sognando esce dal corpo. Almeno così Dante mi racconta, perché io il Dante quando le racconta bisogna sempre tagliare per due quello che racconta. Però cosa succede? Lui esce dal corpo e che si trova lì? Si trova lì il mio padrone di casa, è sempre lui che gira intorno per il paese, no? E gli dice: Dante, vieni con me perché domani purtroppo tu avrai una causa e io ti voglio aiutare a fermare quel tipo che ingiustamente ti sta accusando. Il Dante non sapeva se stava sognando o era in astrale, segue il padrone di casa e dove vanno? E il problema è che quello che aveva intentato la causa contro il Dante non era niente po' di meno che un giovane yuppie strampante, il classico tipo con Rolex d'oro, la macchina a 40.000 euro, sapete quelle cose lì, la bella donnina che gli corre dietro perché lui aveva i danesi, insomma quelle cose lì, no? Praticamente era stato sponsorizzato e lui fin da quando era piccolino aveva sempre avuto tutte le porte aperte, l'importante è che era un yes man, e quando il gruppo di potere gli diceva attacca, lui azzannava. In quel caso lì ha detto attacca il Dante, e lui era partito in quinta andando in magistratura a aprire cause che non c'entravano niente, non esistevano. Allora cosa succede? Il giorno dopo, questo tipo qua, nome a fantasia, lo chiamo Gabriele, ma è un nome a fantasia, ricordiamoci che questo qui è un sogno che mi ha raccontato il Dante.
Cosa succede? Il Gabriele doveva andare per forza in magistratura perché questa forza di potere, questo gruppo di potere, non dico niente, squadra compasso non dico niente. Comunque questo gruppo di potere voleva dar fastidio al Dante, perché ricordiamoci Dante era una brava persona, tranquillo. E allora praticamente c'era questa causa in corso e il giorno dopo quel tipo là sarebbe dovuto andare il Gabriele avrebbe dovuto andare in magistratura a testimoniare contro il Dante per non farlo partire. E allora cosa succede? Mentre lui dorme, arriva il Carlo, nome a fantasia anche questo, in astrale, e gli dice: senti Dante, adesso noi dobbiamo andare a fermare quel tipo lì perché sennò domani questo qua ti farà un sacco di problemi che neanche puoi immaginare, ti farà andare in galera e non esci più. Il Dante stava sognando e chiaramente in un sogno uno lo segue. E cosa succedeva? Il Gabriele, nome a fantasia, in quel periodo, tra le tante cose sporche che faceva, era anche un sub. E l'aveva chiamato, lui e il suo socio e il suo compagno di merende, l'avevano chiamato per andare a piazzare una boa davanti a un altro comune. E quindi erano sotto a 60 metri. Sott'acqua chiaramente, e sopra c'era una barchetta con su la bambina, la ragazzina, la moglie, definiamola poi come vogliamo, dell'altro ragazzo che il nome a fantasia si chiamava Raffaele, Gabriele Raffaele, il signore ogni tanto spiritoso. Perché arriva il Dante in astrale col carletto sopra il filo dell'acqua e dice: ma dove sono questo Gabriele? E il Carlo gli dice: guarda che sono sotto. Ma dove sotto? Il Carlo intendeva che era sott'acqua. Il Dante, per quanto ne so io, e lo sanno anche i paracarri di Modena, non sa nuotare. Allora si spaventa perché svolazzava già nel sogno sopra l'acqua e, morale della favola, dice: ma come faccio ad entrare sotto l'acqua? E poi cosa gli facciamo quando siamo arrivati sotto? Il Carlo gli dice: pensimi, e prende per mano e porta il Dante, così mi ha raccontato il Dante, sott'acqua, scendono fino a 60 metri e praticamente c'era il Raffaele, il Gabriele, il Dante e il Carletto, solamente che il Carletto e il Dante erano in astrale e gli altri due non li vedevano, erano sotto 60 metri sott'acqua. E a un certo punto il Carlo dice: se non fermiamo questo tu andrai in galera tutta la vita e non avrai nessun tipo di colpo. A che? Perché praticamente il Dante sentiva quello che diceva il Carletto, ma gli altri due no. Allora cosa succede? Il Carlo entra nel corpo del Gabriele, così mi ha raccontato il Dante, io non so perché non ci credo quello che raccontava, però mi ha raccontato così. Entra nel corpo del Gabriele e gli tira via il tubo, praticamente usa il suo corpo e gli tira via il tubo. E il Dante, spaventato, entra nel corpo di Raffaele e lo avvisa che c'è lì il Carlo che vuole fare un macello. Morale della favola: all'inizio il Raffaele pensa che sia uno scherzo, poi quando si rende conto che l'altro suo compagno sta per lasciare questo piano materiale, cerca di riemergere, poi sapete che c'è la decompressione, roba del genere, e via dicendo. Morale della favola, cosa succede? Il sogno del Dante finisce quando ritornano nella stanza del Dante e il Dante dice: Carlo, che strano sogno che ho fatto, speriamo che non lo venga a sapere nessuno. Quando infatti il Dante l'ho raccontato a me al bar più di 30-40 anni fa, adesso non mi ricordo più, cari amici, io gli ho detto: io sono una tomba, questo sogno non lo racconterò mai a nessuno, giuro in giuretto. Morale della favola, cosa succede? Il Dante dorme, si risveglia verso le 2, le 3, va a lavorare il giorno dopo e per la miseria veramente il Gabriele era morto sott'acqua. In questo sogno qua il Gabriele era veramente morto sott'acqua. E a un certo punto dice: ma sai, c'era quel tale che diceva: pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre. Non è che quel sogno magari lo abbia influenzato io, mi ha detto il Dante a me. Io chiaramente non ci credo a quelle cose che mi ha raccontato il Dante, perché sapete che il Dante, quando le racconta, bisogna sempre tagliare per due. Però mi viene in mente quella storia che mi diceva il mio zio Fulvio, quando diceva: chi comanda l'eterico comanda il mondo. E alcune volte, quando sento certe storie, tipo quando Franz Bardo nel suo libro che vi ho consigliato di leggere raccontava le stesse storie, mi viene sempre in mente il Dante con i suoi sogni da subacqueo. Cari amici, grazie di avermi ascoltato fino a qui.
Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti nel canale di Hildegard, di iscrivervi nel canale di Hildegard, se non vi siete ancora iscritti nel canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi nel canale del Marietto Veneziano, e se volete scaricare degli ebook gratuitamente andate nel sito del capitano.altervista.org. Grazie e alla prossima, ciao!